La Banca Centrale Europea può continuare gli acquisti di titoli, ma dovrà giustificare le sue politiche entro 3 mesi. Questa è la decisione della Corte Suprema della Germania. In una sentenza approvata con 7 voti favorevoli e 1 contrario, i giudici hanno affermato che il programma di quantitative easing non è supportato dai trattati dell'Unione Europea e le autorità tedesche avrebbero agito quindi in modo incostituzionale non contestando il piano da 2,7 trilioni di euro. Marzo 2020 ha fatto segnare un calo del 66,3% di voli aerei e dell'85,1% del numero di passeggeri, lo rivela l'Istat. Nel 2019 i passeggeri transitati nei 39 scali italiani monitorati da Asse Aeroporti sono stati 193 milioni, ovvero 7,4 milioni in più rispetto all'anno precedente, pari al più 4%. Per il 2020 si attendeva una conferma del trend positivo del traffico aereo a livello mondiale, ma l'emergenza coronavirus ha totalmente cambiato lo scenario. Nel primo trimestre 2020 Intesa Sanpaolo ha fatto segnare un utile netto pari a 1,151 milioni di euro rispetto a 872 milioni del quarto trimestre 2019 e a 1,050 milioni del primo trimestre 2019. I risultati, spiega l'Istituto di Credito, rafforzano la capacità di Intesa Sanpaolo di affrontare efficacemente la complessità del contesto seguente all'epidemia da Covid-19 con un modello di business resiliente e ben diversificato. Cassa Depositi e Prestiti ha approvato la sottoscrizione di ulteriori quote per un impegno aggiuntivo di 100 milioni di euro nel fondo di investimento FOF Private Equity Italia, gestito da Fondo Italiano di Investimento SGR, partecipata per il 68% da CDP Equity. A seguito dell'operazione, l'impegno complessivo di CDP nel fondo passa da 200 milioni di euro a 300 milioni complessivi. La sottoscrizione addizionale va a moltiplicare, con un effetto leva potenziale molto rilevante, la disponibilità di capitali per il mercato delle imprese italiane.